stiamo trovando, ovviamente cercando di accelerare il più possibile i tempi. Ad oggi i tempi previsti sono una riapertura parziale entro un mese e poi la riapertura della ferrovia di fatto entro metà marzo e l'apertura diciamo definitiva di tutte e 4 le carreggiate in 3 mesi. Così il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi oggi in Valsugana per fare il punto sulla situazione della strada statale 47 dopo la frana dello scorso 12 gennaio e la chiusura dell'importante asse viario. Prima il sopralluogo accompagnato anche dall'assessore regionale Elisa De Berti, dal presidente del Trentino Maurizio Fugatti, oltre che dal sindaco di Valbrenta Luca Ferrazzoli. Presenti anche i tecnici di ANAS e di RFI. Tutti questi interventi saranno legati alla situazione meteorologica, a eventuali rischi che ci sono di nuove frane e ovviamente bisognerà, per quanto riguarda la parte ferroviaria, aumentare anche e prolungare il tunnel in cemento armato e anche di fare un intervento abbastanza importante sul viadotto perché le pile sono state interessate dal crollo dei massi. Anche se il vice ministro assicura che si sta lavorando per accorciare ulteriormente le tempistiche e garantisce ora maggiore attenzione nei confronti della vallata. Questo evento nella sua tragicità ha avuto 2 fortune, uno che non è stato coinvolto nessuno, quindi non abbiamo nessuna vittima, e l'altro elemento è che sicuramente ha acceso un faro su una valle che altrimenti probabilmente questo faro non l'avrebbe avuto ancora per altro tempo. In realtà del tema della Valsugana si parla da decenni. Gli eventi accaduti a gennaio non sono altro che la testimonianza della fragilità del territorio, oltre a far emergere nuovamente la necessità dell'ammodernamento della statale 47. Quello che abbiamo detto noi e tutti i presenti, e la cosa è condivisa da noi, dagli amici trentini, insomma, che dalla Val Brenta parte un grido di dolore che parte da lontano, come si è detto, da tanti anni, però che non può più essere e rimanere inascoltato perché questi territori hanno necessità di avere risposte sulla ferrovia, sulla statale e anche sul ciclopista. Abbiamo sottolineato al Vice Ministro anche la necessità di un potenziamento di questo corridoio, soprattutto ragionando sul bypass del nodo di Carpanè. Adesso insomma andiamo avanti.